Sindaco, siamo alle battute finali, ancora qualche giorno, possiamo fare già un bilancio di queste manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di Siculiana? Ma credo che siano state molto partecipate. Intanto abbiamo iniziato con l'albero della pace, i mercatini di Natale, la casa del Babbo Natale, ma le serate diciamo più partecipate, più riuscite sono sicuramente il Natale nel borgo di Calat, una festa in onore di Costanza e Brancaleone Doria. Abbiamo voluto rivalutare ancora una volta il nostro centro storico con un percorso che fa rivivere per ambientazioni, per personaggi, un'epoca, il Medioevo, e quindi devo dire che è stato fino adesso un percorso molto apprezzato, ci sono le degustazioni e molte anche attrazioni artistiche. È il segno della tradizione di Siculiana, città degli sposi. Certo, perché noi diventiamo città degli sposi proprio grazie a questo matrimonio storico e al fatto che la leggenda racconta che i matrimoni celebrati nella Rocca di Siculiana sono fortunati e quindi benedetti. Ecco, una manifestazione che ha avuto parecchio riscontro a livello, diciamo, non solo di curiosità ma anche di gente che è venuta qui a Siculiana e che ha potuto apprezzare questi costumi antichi che ripropongono appunto la storia del castello e dei conti. Ma abbiamo voluto lanciare una proposta natalizia alternativa che coniugasse dall'altro sicuramente la possibilità di visitare il borgo e dall'altro anche offrire ai nostri visitatori, voglio dire, uno scenario unico con l'intrattenimento e tutto il resto. Devo dire che davvero le persone hanno apprezzato e apprezzano, e quindi per noi è, come dire, dare continuità ad un'iniziativa già intrapresa, rafforzata con il FAI, con le giornate FAI, e su questo fronte continueremo a lavorare perché comunque pensiamo che sia un'offerta turistica di qualità. Ecco, questa sera in particolare cosa succederà? Questa sera a breve apriremo questo percorso, quindi le persone potranno da un lato intrattenersi per vedere le danzatrici del fuoco, il tratatà, altri danzatori, altre attrazioni, ma potranno al contempo anche calarsi nella dimensione medievale attraverso i vari personaggi e le postazioni. Abbiamo la via dei misteri, abbiamo la via dei mercanti, abbiamo diverse postazioni per far rivivere un attimo quello che è un'epoca alla quale Siculiana è legata. Sentiamo un profumo ottimo. Credo che il profumo sia ottimo, tra l'altro c'è anche l'erborista che farà conoscere le essenze nostre del territorio. Fino a quando è possibile, diciamo, partecipare agli eventi? L'ultima serata sarà il giorno 4, quindi dalle 18:30 alle 21:30.